Abbiamo già da qualche tempo pensato di avviare alcuni corsi di formazione per i funzionari, per i dirigenti degli enti pubblici. Abbiamo già iniziato un master con una quarantina di persone dove si va ad esaminare tutti gli aspetti per l'associazionismo intercomunale. Difatti oggi anche lo Stato comincia ad andare in questa direzione di mettere insieme appunto i comuni piccoli, non di fonderli, ma mettere insieme alcuni servizi che diventano più utili per la gente e possono essere affrontati anche con maggior risparmio di energie e di denaro. Quindi questo è il primo appuntamento che abbiamo già avuto, primo obiettivo, che l'abbiamo fatto insieme con l'Università di Padova, quindi presso l'Università di Padova è già iniziato questo corso da 2 mesi, che ripeto ha circa una quarantina di persone che ne fanno parte. Poi stiamo avviando anche altri corsi di formazione sempre per funzionari e dirigenti relativi al sportello unico per le attività produttive. Abbiamo concentrato in varie zone, in varie realtà del Veneto, quindi grosso modo verranno fuori circa 100 sportelli, dove appunto l'impresa che ha bisogno di fare determinate procedure, determinate pratiche, in quello sportello trova tutto a disposizione, nel senso non è necessario girare il mondo per portare a casa tutta la documentazione necessaria. E la terza iniziativa è quella che presenteremo domani in una conferenza stampa, dove noi faremo in collaborazione con il centro, con la scuola di sussidiarietà del Veneto, mi pare che si chiami così, sì, Scuola di Sussidiarietà Veneto 2009, faremo 19 moduli di formazione, 19 interventi, che dovrebbero interessare circa 300 dipendenti di enti locali, quindi anche qui ancora dirigenti e funzionari, sulla sussidiarietà. Cos'è la sussidiarietà? La sussidiarietà è il trasferimento di competenze e di funzioni che lo Stato passa alle regioni e che le regioni passano ai comuni, quindi un sistema per avvicinare di più la gente alla pubblica amministrazione. Ecco, quindi noi stiamo preparando appunto questi dirigenti, questi funzionari di comuni, proprio verso questo obiettivo, questo traguardo, che credo che sia importante, dal momento poi che il cittadino comune, l'autorità prima che incontra nella sua strada è il comune, quindi va in comune dove dovrebbe trovare il più possibile le competenze e le funzioni delegate. Ecco, questo è l'obiettivo che ci prefiggiamo e mi pare che ci sono anche delle risposte molto convinte, delle risposte interessate, e quindi io mi auguro che anche questo terzo provvedimento che abbiamo fatto abbia il successo che ha avuto gli altri 2.